Prima amichevole di lusso per la Tonazzo Padova che, al Palo Olimpia di Verona, ha affrontato la Marmilanza degli ex Meoni e De Marchi. 3-1 il risultato finale, a favore dei padroni di casa, ma buona la prestazione del collettivo guidato da coach Schiavon. Nel primo set la Tonazzo sfodera ottimi colpi, portandosi a casa il parziale per 17-25. Nel secondo set sale in cattedra Cico De Marchi, best scorer del match con 17 punti realizzati. Verona pareggia i conti chiudendo 25-21. Nel terzo e quarto set i bianconeri accusano un po' di stanchezza, mentre dalla parte opposta della rete i colpi di Rack e Gavotto permettono agli uomini di Bagnoli di aggiudicarsi due parziali per 25-17 e 25-23. Coach Schiavon ha dato spazio a tutti i giocatori, con Volpato e Maniero in evidenza nell'ultimo set. Unico assente per i patavini il giovane Fabio Balaso, tenuto a riposo dopo il rientro dagli impegni in Argentina e Brasile con gli azzurrini. Tra i migliori in campo per la Tonazzo Padova c'è stato il centrale Iosvani Salgado, autore di 10 punti con il 70% di positività in attacco. Ma ecco il suo commento al termine del match. Al di là del risultato che è stato una sconfitta, direi che per essere prima prova di squadra non è andata affatto male. Sicuramente ci sono dei dettagli che adesso piano piano vengono fuori e dobbiamo sistemare strada facendo. Per quanto riguarda la tua prestazione, sei contento oppure c'è ancora da fare? No, sicuramente non sono insoddisfatto, sono abbastanza soddisfatto perché dopo 2 mesi di sosta praticamente la prima partita che faccio, poi tra l'altro diciamo che il quarto allenamento serio perché ho avuto un attimino di stanchezza generale e per cui non mi posso lamentare la prestazione mia, anzi sicuramente man mano andiamo avanti, pure io entrerò un attimino in forma riguardo all'elasticità, alla mobilità, al salto, un po' tutto insomma. Prossimo appuntamento fissato per sabato 8 settembre, quando la Marmilanza Verona farà visita al Pala Fabris per affrontare i bianconeri alle ore 17. Ingresso libero per il pubblico di Padova che, data l'occasione, all'interno del Palasport potrà sottoscrivere l'abbonamento per la stagione sportiva 2012-2013.